Audio Jungle. Audio Jungle. Buonasera da Mayra Trevisan e benvenuti a questo spazio notizie dedicato al Friuli Venezia Giulia. Parliamo dello sghiaiamento del torrente Cellina a Barcis e del relativo studio di fattibilità. La quarta commissione del Consiglio regionale, affiancata dalla Giunta, ha ascoltato i pareri e ha preso le novità dai sindaci dei comuni di Barcis e Montereale Valcellina e da vari comitati e realtà che si occupano di questa area. La riunione è stata caldeggiata dai consiglieri delle opposizioni, in particolare della circoscrizione pordenonese, territorio che negli ultimi anni è spesso alluvionato. Ripercorrendo la storia del bacino lacustre è stato fatto presente che la struttura che trattiene le sue acque, terminata nel 1954, è una delle 541 grandi dighe di competenza statale, che soffre però del problema dell'interramento. È stato fatto presente che, ricevendo da 70 anni un apporto medio annuo tra i 200.000 e i 150.000 metri cubi di materiale solido dal Cellina, l'invaso ha un volume dimezzato e un livello di ghiaia che, nella parte alta del lago, ha raggiunto il piano di campagna. Gli interventi, si è appreso ancora, sono stati numerosi nel corso degli anni, inclusa la costruzione nel 2021 di un ponte metallico in località Ponte Antoi e l'adeguamento del terrapieno, interventi che sono serviti solo ad asportare la metà dell'apporto solido del Cellina registrato tra il 2019 e il 2023. L'assessore regionale alla difesa dell'ambiente in quarta commissione consigliare ha riferito che la regione segue con attenzione lo sviluppo dei lavori. Secondo l'assessore si tratta di un tema che rappresenta una priorità per la direzione regionale dell'ambiente e per il quale sono già stati messi a disposizione, dopo gli eventi della tempesta Vaia del 2018, ingenti risorse pari a 11.976.000 euro. L'assessorato prevede ulteriori interventi, ma la priorità oggi riguarda gli esiti dei lavori del laboratorio Lago di Barcis. Per l'assessore regionale è fondamentale che la soluzione proposta, qualunque essa sia, nasca da un percorso partecipato e condiviso con i comuni della Valcellina. E via libera a maggioranza in quarta commissione alla delibera di giunta che aggiorna i criteri per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, in sigla CLEAR. Il documento, illustrato dall'assessore regionale alla difesa dell'ambiente e dai tecnici della sua direzione, ha ottenuto il parere favorevole del centrodestra, mentre PD e Patto per l'Autonomia Civica FVG hanno scelto l'astensione e i consiglieri del gruppo misto hanno espresso voto contrario. I consiglieri di opposizione hanno lamentato l'assenza di precise indicazioni di pianificazione sui volumi dei rifiuti e sulla loro destinazione finale. Sono emerse perplessità da parte dei rappresentanti dei gruppi di minoranza a proposito di deroghe per lo spandimento dei fanghi, dei criteri di distanza degli impianti da vigneti e frutteti, della necessità o meno di un futuro inceneritore e di ragionamenti sull'autosufficienza della regione in termini di smaltimento. A livello territoriale è stata rimarcata da alcuni consiglieri la particolare situazione del Maniaghese, dove sono già attivi impianti importanti e sussiste il timore che possa sorgere un nuovo grande inceneritore. Sollecito al quale l'assessore ha risposto assicurando che la Giunta non ha intenzione di concentrare fonti inquinanti in alcune zone della regione. Cambiamo argomento. Si è svolto ieri nella sede dell'Andos Comitato di Udine a Martignacco la presentazione del libro L'inclusione è possibile, Baskin, l'innovazione al lavoro. Relatori dell'evento lo psicologo Luca Bennici, l'insegnante e allenatore Alberto Andriola e il filosofo morale Luca Grion. Sentiamo le voci dei protagonisti. Professor Alberto Andrioli, presidente della Zio Pino. Cos'è il Baskin? Il Baskin è a tutti gli effetti uno sport. È uno sport che, prendendo spunto dal Design for All, ha permesso di diventare uno sport per tutti. Un sport per tutti davvero, maschi, femmine, persone con disabilità e persone senza disabilità, giovani e meno giovani,
che riescono a collaborare insieme attraverso un cambiamento delle regole e del contesto di gioco affinché tutti possano realizzare un canestro e possano sentirsi utili e determinati per il raggiungimento dello scopo dello sport, che è comunque ancora fare canestro. Grazie. Professor Luca Grion, filosofo morale, l'etica dello sport e il basking? L'etica dello sport è la riflessione su quali sono i valori che vengono promossi attraverso la pratica sportiva. Pensare all'etica dello sport in riferimento al basking significa chiedersi cosa impariamo mentre pratichiamo questa specifica attività, quali sono, diciamo così, le caratteristiche peculiari. E prima di tutto la capacità davvero di includere tutti, di rendere il gioco aperto a tutti in rapporto alle capacità di ciascuno. Ed è bello perché mostra come cooperazione e competizione possono andare a braccetto e come ciascuno possa sentirsi protagonista indipendentemente da quelle che sono le sue capacità, le sue abilità, le sue caratteristiche personali. Grazie. Dottor Luca Bennici, psicologo, disabilità, sport, tempo libero, i nuove prospettive. Il basket incarna davvero questi tre aspetti del modo nuovo di avvicinarsi alla disabilità e di riconoscerle una dignità, un valore, una unicità. Attraverso la qualità del tempo libero si va a lavorare sulla qualità della vita delle persone con disabilità, che finalmente hanno la possibilità di curare la loro personalità, i loro gusti, i loro interessi, il loro corpo. Lo sport è uno strumento importante per migliorarsi e quindi è un modo per deistituzionalizzare la persona con disabilità, riconoscendo le dignità di persone e di esseri umani. Grazie. Oggi presentate un libro, Inclusione possibile, basking, innovazione al lavoro. Chi vuole dire due cose su questo libro? Il libro prova a raccogliere una suggestione secondo me molto interessante. Il basking ha cambiato le regole del gioco per far sì che tutti potessero giocare. Ecco, noi ci siamo chiesti cosa succederebbe alla nostra società se avessimo la stessa capacità di cambiare le regole del gioco sociale per permettere a ciascuno di sentirsi protagonista. E quindi è una sfida a cogliere davvero l'insegnamento dello sport e il basking ci offre delle suggestioni davvero molto molto interessanti. Voltiamo pagina. Il supporto all'Udinese per la conquista della salvezza in Serie A potrebbe tramutarsi in un'iniziativa concreta con la regia del Comune di Udine. Stasera infatti una speciale proiezione dovrebbe illuminare uno dei palazzi più significativi della città, la loggia del Lionello o la facciata del Castello, con uno speciale messaggio a sostegno della società bianconera per la salvezza e permanenza nel massimo campionato di Serie A. Al richiamo dell'amministrazione ha risposto la società dell'AIDS, già autrice della scenografia dell'ultimo Natale in città. La corsa contro il tempo dovrebbe portare a questo allestimento suggestivo. Secondo l'amministrazione, la permanenza in Serie A dell'Udinese è molto più di un risultato sportivo, ha infatti un significato più profondo che testimonia l'importanza del ruolo della città sul territorio regionale. Per questo motivo, oltre alla speciale scenografia, è previsto che in cima al castello sventoli fino a domenica la bandiera del Friuli. Parliamo ora di Power Chair Hockey. Dopo 10 anni di attività agonistica, i Friuli Falcons sono arrivati a disputare i playoff per la promozione in Serie A1 che si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro dal 24 al 27 maggio, dopo un girone di campionato concluso a punteggio pieno. Nella semifinale incontreranno i Leoni Sicani, squadra siciliana di Santa Margherita di Belice, mentre nell'altra semifinale si scontreranno gli Scorpions Varese contro Blue Devils Genova. I vincenti si giocheranno la promozione in Serie A1.
Siamo alla cultura, torna per il 9° anno consecutivo al Teatro Verdi di Pordenone la più famosa e celebrata orchestra giovanile al mondo, la Gustav Mahler Jugendorchester, che seleziona i migliori giovani musicisti in circolazione, scelti tra più di 2500 candidati con severe audizioni annuali che si svolgono in 25 città europee. Sono più di 100 i talentuosi giovani musicisti provenienti da tutta Europa di età compresa tra i 18 e i 26 anni. Quello di Pordenone è un progetto di alta formazione musicale che si rinnova grazie al sostegno della Regione e di Promoturismo FVG con il Comune. Alla pari di capitali musicali come Vienna, Amburgo, Dresda e Salisburgo, Pordenone sarà tappa dell'orchestra, imponendosi quale prima città di residenza e confermando 2 periodi di residenza artistica, quello primaverile in corso e poi tra il 4 e il 18 agosto. L'orchestra sta svolgendo in questi giorni le sue sessioni di prova. Spicca il prossimo 1 giugno il concerto di debutto italiano ed europeo dello Spring Tour 2024, ma già lunedì 27 maggio è in programma alle 18 un primo concerto in esclusiva con l'orchestra. Siamo felicissimi di tornare al Teatro Verdi che dal 2015 è diventato casa, spiega il sovrintendente Alexander Maraviglia Crivelli. Per noi Pordenone è il posto in cui comincia la magia. Nella giornata della tappa del Giro d'Italia in Friuli vi proponiamo nuovamente l'intervista che abbiamo realizzato a Renato Bulfon sul Ciclist Museo di Mortegliano. Siamo in compagnia di Renato Bulfon, fondatore del Ciclist Museo di Mortegliano. Benvenuto Renato, innanzitutto vorremmo sapere da quanto tempo esiste questo museo? Da una vita. Io ho cominciato a collezionare molto presto, da ragazzino, ho cominciato con le figurine, poi sono andato in francobolli ciclismo, cartoline di ciclisti, giornali, biciclette, maglie, e il Ciclist Museo è cresciuto un po' alla volta. Il nome è venuto fuori 3-4 anni fa, ma il museo è 20-25 anni che cresce, ma è già partito prima. Ed è un museo dedicato al ciclismo. Si divide in 3 parti questo museo, ce lo vuoi spiegare? Ma sì, è una parte dove siamo adesso, dove sono conservate le biciclette bianche, un po' tutta la storia delle biciclette bianche, dagli anni 30 agli anni 80. Poi c'è la sezione a cui magari sempre nella stessa stanza a cui sono più affezionato perché è dedicata al campione di Mortegliano, Virginio Pizzali, dove sono tutte le sue maglie. Diciamo dai primi anni 50, quando lui ha cominciato a correre all'Excelsior di Milano, alla giacca che ha sfilato alle Olimpiadi di Melbourne del 56, alle maglie tricolori, alla maglia di campione del mondo del 57 e soprattutto una cosa che sono riuscito a trovare ma pochissimi anni fa, la prima coppa che lui ha vinto il 30 settembre del 1951 da allievo a Ragogna, ha vinto una corsa, la coppa è rimasta tantissimi anni nella sede della Doni a Udine, poi sono stato chiamato perché dovevano smobilitare tutto e l'ho trovata e l'ho portata nel nostro museo. E poi continuiamo anche con le altre parti del museo? Sì, ecco, la seconda parte è la più vasta, è dedicata alle biciclette da corsa, dove sono dagli anni 30 agli anni 80, esclusa la Bianchi perché la troviamo qui, e poi ci sono tantissime maglie. Le mie maglie vanno da Coppia Bartali a Bugno, a Gimondi, tutti i più grandi campioni sono rappresentati nel mio museo. E poi la terza parte dove sono le biciclette non da corsa, diciamo le biciclette normali, ma tutte ovviamente in una certa età, dagli anni 30 agli anni 40, e anche la famosa bicicletta da bersagliere e altre bici un po' particolari, ecco. Qual è il pezzo al quale tu sei più affezionato? Beh, questo è difficile da dire perché è un pezzo unico a cui sia più affezionato forse non c'è. Ho parlato già delle maglie di Pizzali che sono una rarità, ma devo dire le maglie di Bartali 2 e la maglia di Coppi perché sono maglie praticamente introvabili. E poi abbiamo dei pezzi storici anche molto antichi delle biciclette del 1800. Sì, c'è il famoso biciclo, è quello della ruotona, tanto per capirci, che è più o meno dal 1860-70, l'anno esatto non saprei dirlo, anche questo è un pezzo che ho avuto la fortuna di trovare ed è un pezzo raro, insomma. Dove riesci a trovare tutti questi pezzi? Dove li cerchi?
Qui è difficile, le vie del Signore sono infinite, dicono, no? Sono tanta roba come quella di Pizzali, me l'ha data lui, tante bici le ho trovate nel mio lavoro, tante bici nei mercatini, e poi con le conoscenze. Non c'è una strada unica, ecco. E poi quello che devo dire, e l'ho sempre detto, io ho avuto anche molta fortuna nel trovare le cose. Renato, siamo nell'area dedicata alle maglie, ce n'è 3 in particolare che tu ci vuoi descrivere, raccontaci. Sì, allora, senti, la maglia azzurra che è Virginio Pizzali, sono tutte e 3 maglie di Virginio Pizzali, che ha usato alle Olimpiadi di Melbourne del 56, lui faceva parte del quartetto dell'inseguimento ed è caduto nelle qualificazioni. Qui c'è la maglia con il buco, che ha fatto rovinando a terra, poi Virginio è stato sostituito nel quartetto e il suo grande rammarico è quello che non gli ha mai dato la medaglia d'oro, anche se la sarebbe meritata. Poi questa è una maglia praticamente di campione del mondo ed è un criterio mondiale svolto a Lipsia nel 57, dove è stato fatto per la prima ma anche unica volta. Poi questo lo davano al miglior dilettante del mondo nella sua particolare specialità in quegli anni lì, dietro motori, perché non c'era un titolo ufficiale si chiama mezzofondo dilettanti, e quella volta lì hanno fatto questo gran premio, questo Grand Prix, diciamo, e lui l'ha vinto, gli hanno dato questa maglia particolare con le fascette e con i colori dell'iride. Poi l'anno successivo hanno ufficializzato la corsa, lui nel frattempo era passato professionista, però questa è una maglia unica al mondo. La terza maglia che voglio indicarvi è questa qua, sempre della nazionale italiana, era il 1959, Velodrome di Amsterdam in Olanda, c'era la finale del mezzofondo professionisti, Pizzali era in testa alla gara, mancavano 10 giri più o meno alla fine, 5 minuti di gara, lui era in testa e per un disguido con l'allenatore è quello con la moto davanti, c'è stato questo contatto fra lui e la moto ed è ruzzolato sulla pista, è caduto, è andato in ospedale, ha rotto la spalla e questa è la maglia ancora bucata di quei giorni lì ed è un cimelio storico. Certo che avrei preferito non averla e avere la maglia ridata di Virginio. Bene, per questa sera è tutto, grazie per averci seguito, un saluto da Mayra Trevisan, in regia Davide Lucera, buon proseguimento con i programmi di Friuli TV 24.